Il dottor Carlo Mossuto è stato promosso alla qualifica di primo dirigente. La decisione è scaturita nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione della Polizia di Stato, tenutasi nella giornata di ieri. Capo di gabinetto della Questura dal 7 giugno del 2013. Il dottore Mossuto, confrontandosi giornalmente con il fenomeno dell'immigrazione che interessa il territorio di questa provincia, ove insistono un hotspot sull'isola di Lampedusa e un hub, ha organizzato e coordinato i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica connessi alla gestione del fenomeno. È stato portavoce e referente della comunicazione della Questura di Agrigento. Negli anni 2015, 2016 e 2017 ha presieduto il GOS, Gruppo Operativo per la Sicurezza. È stato dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata dal 20 dicembre 2002 al 20 novembre 2007, dirigente della Digos dal 20 novembre 2007 al 17 giugno 2013 e dal 27 ottobre 2008 assumeva l'incarico di vice capo di gabinetto. Si è distinto per le brillanti operazioni di polizia giudiziaria condotte contro la locale criminalità comune e organizzata sulle operazioni antimafia Progresso e Progresso 2, in particolare sull'operazione Sciacallo in materia di armi, danneggiamenti a mezzo incendio e usura, conseguendo numerosi riconoscimenti da parte del competente organismo dipartimentale. Si è distinto particolarmente durante l'indagine che consentiva di accertare l'esistenza di un diffuso malaffare e di un radicato sistema tangentizio all'interno dell'ufficio urbanistica del comune di Agrigento, che si è culminata il 29 novembre con l'indagine, l'operazione denominata Self-Service, con l'esecuzione di 13 misure cautelari a carico di altrettante persone, tra funzionari comunali, imprenditori e liberi professionisti. Ha coordinato e diretto la complessa attività investigativa condotta dalla Digos, culminata nel settembre del 2015 con l'esecuzione di 19 ordinanze di applicazione di misure cautelari nell'ambito dell'operazione denominata la carica delle 104, che disvelava un diffuso sistema del malaffare nel riconoscimento delle invalidità civili e nell'attribuzione dei relativi benefici di legge. Questo lembo della Sicilia occidentale, come sapete, è un territorio particolarmente sensibile a tante problematiche. Pertanto l'attestazione di merito che è arrivata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza è un riconoscimento dell'importanza del lavoro svolto sul territorio e dell'importanza della classe dei funzionari che fanno parte di questa struttura, e in particolare il dottore Mossuto, che ha ricoperto per ultimo l'incarico di capo di gabinetto per tanto tempo, incarico che è seguito a tanti altri importanti incarichi del passato, quale dirigente della Digos, quale dirigente del commissariato di Licata, territorio che voi conoscete, particolarmente aspro e difficile. Devo ringraziare il signor Capo della Polizia e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per questo avanzamento di carriera. È stata un'esperienza qui nella provincia di Agrigento molto impegnativa e anche esaltante. Considerando i miei trascorsi al commissariato di Licata, anche alla Digos e adesso negli ultimi 5 anni qui a gestire l'ufficio di gabinetto del questore. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i questori che si sono intervallati in questa mia permanenza alla questura di Agrigento. Per ultima la dottoressa Eraci, con il quale insomma, abbiamo continuato il lavoro già intrapreso con i questori precedenti. Ringraziamenti anche ai colleghi della Digos con cui abbiamo lavorato in maniera intensa negli anni passati e anche ai colleghi del commissariato di Licata, dove ho vissuto un'esperienza altamente formativa. Adesso mi aspetta un periodo di aggiornamento alla Scuola Superiore di Polizia.